questa manifestazione sotto il segno di Riprendiamoci della città, che ha visto tante associazioni, realtà, cittadini mettersi insieme per chiedere che su questa città si facciano degli investimenti. Anni che sentiamo repressione, repressione, di fatto quello non è sufficiente se da parte dell'amministrazione non vengono messe in campo azioni che siano i servizi, che siano gli operatori e che sia una tutela della città. Anche per i bambini siamo preoccupati, non possono neanche alle 3 del pomeriggio uscire da casa da soli o andare a scuola suo fratello che va alle medie, noi siamo preoccupati. Non si può sicuramente andare avanti così, speriamo che ne prendano atto. Il problema qua della zona di Via Dante e della stazione è davvero terribile, insomma. Sono anni che se ne parla e in realtà non è mai stato fatto nulla di concreto. Il problema della droga, non solo, della violenza, poi dell'inciviltà in generale. I cittadini sono stanchi di questa situazione a Mestre, che è drammatica, no? Sappiamo che è la prima città in Italia per spaccio di eroina e riprendiamoci Mestre, Venezia, ma anche riprendiamoci il welfare, perché se c'è lo spaccio è perché c'è gente che ha bisogno dell'eroina. Sì, ma allora spiego un attimo. Speriamo che serva perché effettivamente il messaggio che arriva è che la gente è stufa.